L'asilo di Montallegro è stato chiuso per cemento depotenziato. Il sindaco del paese, Rina Scalia, dichiara che lo abbiamo dovuto chiudere perché l'edificio non è sicuro. Per tale motivo sono state costrette ad emettere l'ordinanza. La scuola in oggetto è la materna dell'Istituto Comprensivo Ezio Contino, alla luce di quanto è emerso dalle analisi di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico costruito negli anni 70, che fino a un mese fa ospitava una cinquantina di bambini dai 3 ai 5 anni insieme al personale scolastico. I valori prestazionali dei calcestruzzi sono di gran lunga inferiori a quelli originariamente previsti, come si legge nella relazione tecnica della società di Favara che ne ha curato i controlli sulla struttura di via Vittorio Emanuele su incarico dell'amministrazione comunale di Montallegro. Lo studio è stato fatto al fine di presentare un progetto nuovo di ristrutturazione a cui la scuola doveva essere inserita. Dalle analisi è emerso che si è in presenza di una situazione tale da porre in pericolo l'incolumità delle persone che usufruiscono del prezzo scolastico, per cui si impone l'immediata chiusura in via cautelativa e pertanto l'interdizione dalle attività didattiche, come si legge nell'ordinanza sindacale. L'edificio resterà chiuso nelle more della definizione per le procedure necessarie per la rimozione del pericolo, al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza di quanti usufruiscono dell'immobile. A quanto pare, per rimuovere il pericolo, l'istituto si dovrà demolire e costruirlo nuovamente. Il sindaco dice però di non avere le risorse per procedere in tale direzione, ma ci attiveremo per presentare un nuovo progetto alla Regione e farcelo finanziare. Intanto si dovrà individuare un nuovo edificio per ospitare i bambini delle 3 classi della scuola materna alla ripresa dell'attività scolastica. La soluzione è vicina, le 3 classi saranno recuperate nel prezzo della scuola media, ma bisogna fare dei lavori di adeguamento, come ci ha dichiarato il primo cittadino di Montallegro.